Ok. Di seguito all'iniziativa della Regione Veneto che vuole mettere assieme i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, la domanda che oggi la gran parte, una parte significativa, oltre 260 dei comuni veneti devono porsi, è se subire questa iniziativa o se oppure eventualmente riuscire a trasformarla in opportunità. Ecco, mettersi assieme, fare le unioni dei comuni, gestire i servizi in maniera associata non significa perdere l'identità dei singoli territori, anzi significa, a mio modo di vedere, valorizzarla, dare ancora maggiore importanza agli stessi, appunto perché salviamo i municipi, rimangono i sindaci fortemente legati e radicati al loro territorio, mettiamo assieme la burocrazia, mettiamo assieme gli uffici. Per quale motivo? In primo luogo per raggiungere le economie di scala, cioè dare servizi a costi inferiori. In secondo luogo per specializzare le competenze e le funzioni dei nostri dipendenti, far sì che possano appunto specializzarsi ed erogare servizi migliori ai nostri cittadini. In terzo luogo, se anziché avere di fronte una comunità piccola, un territorio limitato, riusciamo a mettere insieme un territorio significativo, 3, 4, 5, 6 comuni, probabilmente riusciamo a essere non solo enti erogatori di servizi, ma anche, se non soprattutto in qualche maniera, essere una entità che governa il proprio territorio, quindi un'entità che diventa attore protagonista per lo sviluppo locale del proprio territorio. Se riusciamo in questa scommessa, credo che riusciremo davvero a essere sindaci, a essere amministratori del terzo millennio.